da storia fornuta, ma sti cori s'hanno sempre cercati. Il mio accostamento con la musica è avvenuto fin da piccola, faccio parte di una famiglia di artisti, quindi mi sento di dire che sono stata da sempre una bambina proddigio, quindi da piccolissima. Compare e scompare, senza te non è mai vero. Molti dei miei sostenitori, devo dire la verità, che nel corso degli anni sono diventati più che conoscenti, anzi amici e amiche. Ho un rapporto bellissimo che si mantiene vivo anche grazie ai social e alle tantissime serate e concerti che facciamo, in cui molti dei fedelissimi vengono sempre, quindi per questo si è instaurato un bellissimo rapporto. Amore ancora senza te e non voglio. Il primo a credere nel mio talento sicuramente è stato mio padre e insomma grazie a lui questa passione si è alimentata, si è concretizzata ed è diventata un vero e proprio lavoro. Infatti già dall'inizio, da quando ero piccola, insieme formavamo una bella coppia di piano bar. Poi ovviamente è diventato il mio manager e ancora adesso mi segue insomma, nella mia carriera. Stanno sulla cirene, stai con me, sto con te, ma perché non trova me? La parola chiave del successo è un mix di tutte queste caratteristiche. Il talento non deve mancare, ma mi sento di dire che la fortuna è importante quanto il talento, perché sicuramente nel mondo ci sono tantissimi talenti incompresi, forse anche più validi di tanti artisti internazionali, però diciamo che la fortuna e la sfortuna a volte è proprio un prezzo da pagare. La storia parla che amore ancora senza te. Io credo che negli ultimi anni le nuove leve, quindi gli artisti emergenti che si propongono, da una parte sono anche più fortunati, perché oggi grazie alla rete, quindi a internet, c'è più possibilità di proporsi e presentarsi e la piattaforma è unita per tutti, per cui ci si affaccia direttamente sul mondo e non più su una piccola parte di città come magari sono stati i miei esordi, perché per esempio quando io ho cominciato la mia carriera sicuramente mi interfacciavo con un pubblico più limitato, inteso per Napoli, provincia, mentre ad oggi anche in una piccola camionetta un artista che si propone lo fa su una finestra sul mondo appunto, quindi forse da una parte sono anche più fortunati. C'è fatta amore così, c'è fatta amore così. Allora, ci sono tantissimi colleghi che stimo tanto ovviamente e poi in quasi 20 anni di carriera ho imparato a conoscerli anche insomma come persona e sicuramente meritano tutta l'importanza e il successo che hanno. È normale che posso dire che gli artisti che stimo di più sono quelli con cui ho collaborato e con cui si è instaurato un rapporto molto più forte che va al di là della musica. Sono che storia, piccerelle che diventano importanti. Allora, i ricordi che mi legano a quei pezzi, diciamo così, nell'armadio sono di sicuro i pezzi che hanno avuto più successo e che mi legano perché hanno rappresentato la mia carriera e quindi potrei dirti tutti i pezzi degli esordi, anche i pezzi di successo. Però secondo me la canzone nell'armadio è proprio quella canzone che non è ancora che non si è ancora realizzata e che forse potrebbe avere un riscontro diverso. Innamorati, e fatte sempre così. Ma è una volta che tu ci pensi. Sono molto soddisfatta del percorso che ho fatto e quindi di tutto quello che ho e che ho raggiunto in questi anni. È normale che ogni artista è ambiziosa, lo diventa sempre di più nel corso della sua carriera, quindi sicuramente non mi accontento di quello che ho e la musica e quindi i sostenitori e i fan non sono mai abbastanza, per cui mi auguro di poter coltivare sempre questa passione e trasmetterla a tutti i fan che mi ascoltano, ovviamente anche a quelli che verranno. Non riga mai dite che sei cancellata, ti sei innamorata. Sono che storia, piccerelle che diventano. I miei progetti per il futuro
futuro sicuramente sono quelli legati alla musica, soprattutto dopo questo stop che insomma ci ha messo tutti un po' in stand-by, musica compresa. Quindi è uscito questo singolo che si intitola Amarsi da lontano, in un momento difficile, però anzi anche personalmente mi ha aiutato tantissimo ad affrontare questo momento. E ovviamente l'altra novità mi riguarda a livello personale per la gravidanza, quindi mi auguro che tutto proceda bene e che possa associare nel migliore dei modi sia la carriera artistica che quella privata.